iniettato della morfina a un neonato provocandogli un'overdose e arresto respiratorio. Infermiera arrestata all'ospedale di Verona, ora il piccolo è in gravi condizioni. La confessione di un tradimento all'origine del raptus omicida che ha spinto Francesco Mazzega a uccidere la fidanzata Nadia Orlando, la tragedia sul greto del fiume Tagliamento. Tragedia nella notte a Giavera del Montello, l'auto sbanda, finisce fuori strada prendendo subito fuoco. Muore tra le fiamme la mamma del giostraio Manuel Maior. Da domani il weekend di bollino nero sulle strade del Veneto, traffico intenso dal mattino in direzione Trieste, probabili code verso le località turistiche. Venezia sommersa dai turisti, ormai una Disneyland da spiaggia, l'attacco questa volta arriva dal New York Times, da bufere in città arriva la replica del ministro Franceschini. A settembre riprenderanno a pieno ritmo i lavori per la Pedemontana, oggi la Regione ha incontrato i sindaci, delusi per le opere complementari sparite. Lo sceriffo Gentilini compie oggi 88 anni, l'abbraccio della città, foto, strette di mano e selfie in centro. Lui: vorrei regalare a Treviso un sindaco come me. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale del Veneto. Cominciamo subito con la cronaca da Verona. Come avete sentito, avrebbe somministrato la morfina ad un neonato senza prescrizione medica, soprattutto in assenza di una necessità terapeutica. È stata arrestata un'infermiera all'ospedale Borgo Roma, come dicevamo, di Verona, madre di 3 bimbi piccoli, accusata di lesioni gravissime e cessione di sostanze stupefacenti. Sono increduli i colleghi, per gli investigatori non si tratta di un errore, ora resta da capire ovviamente se possono esserci altri episodi. La donna lavora al nosocomio da diversi anni e vediamo appunto la cronaca e le indagini. Un gesto inspiegabile e gravissimo. Un'infermiera del reparto di neonatologia dell'ospedale di Verona avrebbe somministrato della morfina ad un neonato causandogli un'overdose e un arresto respiratorio. Tutto senza una prescrizione medica e soprattutto in assenza di qualsiasi necessità terapeutica. La donna, 43 anni, della Bassa Veronese, è stata arrestata ieri pomeriggio dagli uomini della squadra mobile. All'arrivo della polizia non avrebbe detto nulla, nessuna reazione, hanno detto gli investigatori. Gravi gli indizi contro di lei. Quell'infermiere quella sera, intorno alle 21, per 15 minuti, aveva avuto in braccio il piccolo neonato, che poi andrà in overdose. Quell'infermiere, la stessa, è l'unica persona che quando il neonato va in overdose ordina alla collega di somministrare un farmaco, che è un farmaco contro gli oppiacei, che poi sarà il farmaco che gli servirà alla vita. L'infermiera arrestata avrebbe ordinato alla collega il dosaggio esatto del farmaco antagonista agli oppiacei. Quando le è stato chiesto il motivo per cui aveva avuto l'intuizione di quel preciso farmaco, prima ha risposto in maniera tecnica, poi di fronte al medico della direzione generale avrebbe ritratto dicendo di non ricordare. Il piccolo si trovava in neonatologia perché era nato prematuro, ma stava bene e doveva essere dimesso dall'ospedale il giorno dopo. In un comunicato la direzione dell'ospedale Borgo Roma ha fatto sapere di aver disposto l'immediato ricollocamento del personale infermieristico addetto all'assistenza del bambino in attività non assistenziali in altri reparti. Le indagini della polizia continuano per accertare se possano esserci altri casi. Non lo possiamo escludere, verificheremo nei prossimi giorni un'indagine avanti per verificare se ci sono casi analoghi. Sicuramente possiamo escludere che nel caso di specie, quindi del piccolo neonato che è andato in overdose, che si sia trattato di errore. Alcune colleghe avrebbero riferito che l'infermiera si era lamentata perché il neonato era rognoso. L'accusa per lei è di lesioni gravissime e cessione di stupefacente. E come potrete immaginare è una vicenda gravissima questa, indignato il mondo politico, l'opinione pubblica. Sul caso è intervenuto il senatore dell'UDC Antonio De Poli, il ministro della Salute Beatrice Lorenzini avvia al più presto un'ispezione presso l'ospedale di Verona, il senatore ha presentato un'interrogazione parlamentare appunto al ministro della Salute. Ora la confessione di un tradimento che sarebbe all'origine del raptus omicida che ha spinto, sapete, il 36enne Francesco Mazzega a strangolare a morte la fidanzata Nadia Orlando. La tragedia, ha spiegato l'uomo agli investigatori, si è consumata sul greto del fiume Tagliamento.
Mi ha detto di avermi tradito, non ci ho visto più, prima l'ho insultata e poi l'ho afferrata al collo. Questa in estrema sintesi la confessione di Francesco Mazzega, un raptus di gelosia costato la vita alla 21enne Nadia Orlando, stretta fino al soffocamento da quella presa che il fidanzato nemmeno ricorda quanto sia durata. Non è neppure chiaro se il tradimento fosse reale o solo una scusa, un motivo di distacco per troncare quella relazione che a Nadia stava stretta, come aveva già confessato al padre settimane prima, riferendo come il 36enne fosse oltremodo possessivo e geloso. Pare non sapesse come chiudere quel rapporto che le provocava evidenti sofferenze emotive. La fine della giovane si è consumata proprio a bordo di quella Toyota Yaris con cui Francesco si è presentato alla caserma della Polstrada di Palmanova la mattina seguente al delitto. Si trovavano sul greto del fiume Tagliamento, a poca distanza dall'abitazione in cui la ragazza viveva assieme ai genitori, e lì che Nadia ha confessato il tradimento, vero o inventato che fosse, parlando di un approccio con un ragazzo in Sagra, a Vidulis, la sera prima, dove lavorava con le amiche ai chioschi. Quindi la raffica di insulti di lui, uno schiaffo della giovane sentitasi aggredita e infine la stretta al collo mortale. I segni di disagio nella coppia erano già evidenti dalle sere precedenti, eppure al lavoro, alla Lima di San Daniele, dove erano entrambi occupati, non si erano stemperati per nulla, ed ecco la necessità di quell'incontro serale. Un appuntamento per chiarire, finito in tragedia, a cui le lacrime e lo smarrimento di Francesco, trasferito ieri al reparto di psichiatria di Udine dopo aver minacciato di togliersi la vita, non potranno in alcun modo porre rimedi. E nel Trevigiano, Giovere del Montello, nella notte c'è stato un grave incidente. L'auto che esce di strada immediatamente prende fuoco. Muore carbonizzata una donna. Poi si scopre che è la mamma del giostraio Manuel Maior. Uno schianto terribile, poi l'auto che in un attimo si incendia e si trasforma in una palla di fuoco. È morta così la scorsa notte, carbonizzata nel rogo della sua Fiat Punto Carmen Maior, 63 anni, di Giavera del Montello. L'incidente in via Fanti d'Italia, Giavera, nei pressi dello stabilimento Nonno Nanni. A dare l'allarme ai residenti, svegliati nel cuore della notte dal boato quando la vettura ha centrato la spalletta in cemento di un ponticello. Ho sentito un colpo e quando sono uscito la macchina già prendeva fuoco. Aveva già preso fuoco, era impossibile andargli vicino e pensavo fosse a gas e credevo ci fosse un'esplosione al limite, ma nel frattempo avevo già quando ho visto prima ho chiamato il 113 e poi ho cercato di fare qualcosa ma era impossibile. Le fiamme hanno in breve divorato l'abitacolo senza dare scampo alla donna intrappolata tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna che dalle 3 di notte, ora dell'incidente, hanno lavorato sino alle 5 del mattino per il recupero del mezzo. Spente le fiamme, i pompieri hanno rinvenuto il corpo carbonizzato della donna. Carmen Maior, della nota famiglia di giostrai di Giavera, era la madre di Manuel Maior, il giostraio 36enne ucciso lo scorso 22 aprile a Vedelago da una guardia giurata mentre fuggiva con altri 2 complici dopo aver assaltato un bancomat a Trevignano. È stata un'altra giornata di grande caldo in tutta la regione. A Belluno, in centro, a Piazza Duomo, una donna stroncata da un infarto. Poi ci sono stati almeno 4 interventi seri per quanto riguarda il 118 soltanto a Treviso. Temperature attorno ai 36-37 gradi, ma percepite 10 gradi di più. Sentiamo. Le piazze abbacinate dal sole, un caldo soffocante in città, ma in provincia non è poi tanto meglio. Io sono venuta dalla collina dove erano 34 gradi per trovare le mie amiche a 38 gradi, quindi però l'amicizia vale questo. Nella Marca è stata un'altra giornata di caldo record con punte di 37 gradi a Castelfranco e 36,6 nel capoluogo. Le temperature percepite anche oggi hanno superato i 40 gradi, unico rifugio per chi è costretto a restare in città, case, negozi e uffici. Adesso me ne vado subito a casa. È l'unico posto all'aria condizionata? Ma noi abbiamo appena mangiato un gelato e adesso ci rifugiamo nuovamente in studio con l'aria condizionata perché effettivamente fa molto caldo. È l'unico modo di salvarsi. Assolutamente, o fuggire in vacanza per chi può. Bisogna rimanere in casa in questi giorni, però stasera parto per le vacanze, quindi. Almeno 4 i colpi di caldo che hanno costretto il 118 a interventi d'urgenza. Il soccorso ad anziani con patologie e per i quali resta il consiglio di evitare di uscire durante il giorno. Chi sfida ogni temperatura
temperatura record invece questa coppia di turisti. Quindi passeggiare qua al caldo vale la pena lo stesso? Sì, sicuramente sì, assolutamente, specie in città bellissime come queste, piene di storia, di cultura, si sopporta. Basta qui bere. Ci sono i portici. Basta bere certo. Assolutamente. Anche la bimba si rilassa. E con queste temperature sarà davvero bollente il grande esodo dell'estate 2017, in questo agosto, weekend da bollino nero sulla rete autostradale della nostra regione, con traffico in aumento a partire da domani, venerdì 4 agosto fino a domenica. La giornata più critica, secondo le previsioni di Autovie, sarà quella di sabato, con probabili code in A4 ai caselli di Cessalto, San Stino e il casello di Latisana sia in uscita che in entrata, flussi molto sostenuti in direzione Trieste. Il traffico sarà molto intenso anche in A23, la Palmanova Tarvisio, ma anche in A27 per i vacanzieri diretti sulle Dolomiti. Previste code e rallentamenti anche su tutta la viabilità ordinaria in direzione delle principali località balneari sulla costa veneta e del lago di Garda. Il divieto di circolazione per i mezzi pesanti scatterà domani, venerdì, dalle 14 alle 22, per poi riprendere sabato dalle 8 del mattino sino alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. A proposito di turisti e di stagione ormai nel vivo, Venezia ancora sotto attacco dei quotidiani stranieri, questa volta il New York Times, che la definisce ostaggio, di fatto invasa dai turisti, e ormai una Disneyland da spiaggia. Non è molto educato mangiare sedute sugli scalini, non avete visto il cartello? Chiediamo a queste amiche cinesi e loro di tutta risposta almeno si scusano. Non abbiamo visto il cartello, dicono. I'm sorry, we don't see that. If we have seen this, we wouldn't sit here and eat. Venezia, ore 12, coltello da cucina in mano e angurie da tagliare in pieno giorno. Questa coppia di francesi l'immagine di quanto dice la stampa estera su Venezia, per i turisti la nuova Disneyland, così l'articolo del New York Times. I residenti sono in fuga, la musica della città ora sono le rotelle dei trolley, si legge testualmente. Del resto sentite cosa dice questa coppia di francesi, incurante di decoro, decenza e garbo. Toutes les personnes font ça. E c'est juste parce que l'on le fait? Tutte le persone fanno questo, cioè mangiano sedute dove vogliono. È giusto fare così perché lo fanno tutti qui. Se non ci sono panchine dove poggiarsi va bene così, dicono entrambi. Parc où on peut se poser, oui. Insistiamo e chiediamo ai turisti italiani cosa ne pensano di questa situazione. Si sta rovinando tutto così. Pensiamo che non sia corretto, però purtroppo è difficile far spiegare questa cosa qui a chi arriva qua. Anche perché i costi sono veramente molto alti, quindi anche solo una bottiglietta d'acqua costa 2,50 €. Quindi meglio sedersi per terra, dici, nel momento in cui non ci sono panchine. Prendi pizza e mangi così. È giusto farsi fotografare in sella al leoncino, sebbene sia un'opera d'arte tutelata? Chiediamo a questa americana che gomma da masticare in bocca risponde. Yes, it's a good thing. The lions are beautiful. Il leone è bello, per ora. Dunque, torniamo adesso a Treviso e a Francenico precisamente, perché i cittadini sono pronti, dando via ai comitati, a raccogliere firme contro l'arrivo di una ventina di migranti. Sono tutti preoccupati, arrabbiati, perché c'è un arrivo di persone che non si sa la provenienza, e con quello che sentiamo dalle televisioni, dai giornali, la gente è estremamente preoccupata. Ci accolgono così in gruppo, malgrado il caldo di mezzogiorno, per far conoscere a tutti, dicono, una vicenda rimasta troppo a lungo sotto traccia. La notizia dell'arrivo entro l'anno in questa palazzina privata in pieno centro a Francenico di un gruppo di migranti, una ventina, sconcerta i residenti pronti a costituire comitati e ad avviare petizioni, anche perché hanno sentito direttamente il privato, un ex assessore, che ha confermato tutto. Abbiamo chiesto più volte un incontro che non c'è stato con chi sta portando avanti questo progetto. Per parlarne sicuramente vogliamo far capire che né noi né il resto del Paese ha intenzione di correre questo rischio, perché sono rischi che loro evidentemente non si vogliono prendere e che delegano
al centro del paese. Ci sono molti bambini che sfruttano la piazzetta, soprattutto adesso con le giornate estive che sono lunghe, quindi in realtà i bambini presenti sono moltissimi. La preoccupazione deriva anche dal fatto che appunto non c'è stata nessuna comunicazione e nessuna condivisione del progetto, che invece sarebbe molto interessante e importante condividere. Questo ad oggi si tratta di un business, non è più una questione umanitaria. Piuttosto la nostra nazione dovrebbe pagare gente preparata per mandarli a insegnargli di farsi coltivare certe colture, farsi da mangiare, a fare una coltura a loro, ma che stiano a casa sua. Mobilitata anche la Lega Nord comunale. Fortemente contrari, tant'è che abbiamo preparato una interpellanza da fare appunto al sindaco e all'amministrazione che dia appunto una risposta in merito a queste voci, se sono state accertate, quali azioni intende intraprendere e se avrà anche un programma di informazione per la popolazione. Noi non vediamo sicuramente una soluzione questo spalmare per i vari comuni piccoli che hanno mai avuto di queste problematiche, gente che non si conosce e gente che ovviamente non penso rientri dentro nel 3-4% di profughi. Il sindaco Mario Cappellotto ha già fatto sapere che, trattandosi di una proprietà privata, se tutto risulterà in regola non ci sarà modo di bloccare l'arrivo dei migranti, ma i cittadini non si scoraggiano e sono pronti a raccogliere firme già da domani per impedire l'insediamento. E poi Vicenza, perché ieri sera si sono trovati in 100 per una marcia, l'obiettivo è quello di riprendersi la zona di Campomarzo dopo aver raccontato nelle ultime settimane di tante aggressioni e problemi proprio lì. Oltre 100 persone, tra loro molte famiglie con bambini, hanno attraversato silenziosamente con una fiaccolata Piazza Castello e Piazza dei Signori nel cuore di Vicenza per dire no al degrado, alla criminalità e per riprendersi Campomarzo, teatro di arresti, risse e fenomeni di spaccio ogni giorno. Dopo il giro di vite dei controlli, per gli organizzatori del corteo la richiesta di intervento dell'esercito fatta dal sindaco Achille Variati non è la strada giusta. L'esercito stesso può servire come deterrente, ma non può per esempio fare arresti, per cui è un'operazione di facciata. La soluzione non è nel militarizzare il paese, ma di fare e applicare leggi e regolamenti che possono essere congrui con la situazione che c'è. Meglio invece rivitalizzare la città, farla occupare dai cittadini che rifiutano il degrado e dare più strumenti alle forze dell'ordine. Ecco la proposta. Per chiedere una sorta di risveglio della cittadinanza a questo tipo di degrado che sta sempre più aumentando, ormai la situazione è fuori controllo. Intanto anche l'Ascom di Vicenza interviene sull'emergenza sicurezza. Per il presidente Sergio Rebecca la situazione è anche figlia di un'eccessiva prudenza nel prendere le giuste misure e lancia un appello: bisogna fare presto, prima che sia troppo tardi. Qui si gioca il futuro della città e di molti imprenditori associati dell'Ascom che sono colpiti da un profondo malessere. Si rischia la rivolta. Chi va a fare la spesa in un luogo dove ogni giorno ci sono episodi di illegalità? Anche le prospettive di crescita economica della città rischiano. Il biglietto da visita è quello di una situazione fuori controllo a due passi dai gioielli palladiani. Intanto dall'opposizione arriva una critica sulla gestione della sicurezza nei polmoni verdi in via di realizzazione, come il Parco della Pace. Avremo fra poco il più grande parco del nord Italia, l'ex Parco della Pace. Chi è che poi farà il controllo di quell'area lì? Se non riusciamo neanche a controllare Campomarzo, se invece dell'esercito faranno intervenire la 173esima che è lì di fianco. E poi a Padova ancora aggressioni a bordo dei mezzi e molti padovani temono da ormai di prendere bus e tram. Ancora un'aggressione sul tram ai danni di un controllore. Dopo 2 aggressioni ai danni di un autista e di un altro controllore, martedì pomeriggio ad essere aggredita è stata una 30enne dipendente della PS. Un giovane nordafricano scoperto senza biglietto le ha stretto le mani al collo. La prognosi è di 10 giorni. A pochi giorni dal via dei pattugliamenti dei carabinieri sui mezzi pubblici della provincia, i padovani si sentono ancora poco sicuri. Una volta chi non pagava il biglietto pagava la multa, poi adesso invece aggredisce il controllore. Sono cambiati i tempi, però penso che la maggior parte di quelli che non pagano le multe e aggrediscono i controllori non siano persone italiane. Questo non è un discorso razzista, ma uno che in Italia è intercettabile, tra virgolette, fiscalmente. Uno che non ha residenza e non ha nulla può fare quello che vuole. Per fortuna io sono stato a posto, non ho mai avuto niente però
come si sente tanto, non c'è mai la sicurezza adesso, sa. Sanno che probabilmente hanno una sorta di impunità. Adesso il salto di qualità, tra virgolette, purtroppo non è solo non pagare, ma reagire in questo modo. Non so dirle perché. Sarà il caldo? E si fiderebbe a mandare sua figlia, sua moglie, a una certa ora su mezzo pubblico? Bella domanda, no. È brutto, molto brutto. Non sono sicura neanche di viaggiare a piedi, a camminare a piedi, qui in centro. Addirittura? Sì, lo dica il sindaco che qui se non mettono qualcosa c'è il macello. Fra drogati, ubriachi, eccetera, io la sera non esco più. Grazie. Una bella città, una bella città. L'aggressore è stato immobilizzato da 2 colleghi del controllore che lo hanno consegnato alla polizia. Poi un 29enne di Valdagno è finito in carcere per aver perseguitato e minacciato di morte una manager. Valdagno la perseguitava da mesi con immagini pornografiche dove compariva sempre il suo nome. Un vicentino di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri di Valdagno con l'accusa di stalking informatico, uno dei primi provvedimenti in Italia per questo reato. L'uomo aveva creato diversi profili social con immagini e video porno in cui la vittima, una piacentina, veniva associata senza che lei fosse al corrente. A queste si erano aggiunte pesanti minacce di stupro e morte, dove era coinvolta anche la famiglia. La donna dopo mesi lo ha denunciato alla polizia postale. All'origine della vendetta ci sarebbe un presunto comportamento discriminatorio in un curriculum mandato dall'uomo all'agenzia interinale in cui lavorava la manager. Il valdagnese si trova ora in carcere. Il silenzio calato in questi mesi estivi sulla tragedia dei risparmiatori rovinati dalla caduta delle banche venete, gli ultimi allarmanti dati sui suicidi hanno spinto le associazioni a far sentire di più la loro voce. Sentiamola. Dopo la notizia diffusa dalla Regione Veneto delle centinaia di telefonate al numero verde antisuicidi da parte di risparmiatori rovinati dal crack di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, le associazioni formatesi in questi anni si sono radunate e hanno deciso di dare vita a una grande manifestazione di massa a Roma il 4 ottobre, giorno di San Francesco. Ci fosse anche un solo caso che dovesse succedere quello che ci auguriamo tutti non succeda, io mi auguro che da parte del governo, da parte di Banca Intesa, che di fianco a questa notizia sventola cifre miliardarie di attivo, non va bene. Di fronte a numeri come questi, sostiene Patrizio Miatello, il governo non può che rispettare gli impegni presi dal Parlamento per tutelare i risparmiatori. Qua non ci sono ferie da fare, ci sono fatti da fare. Il governo si è impegnato, noi pretendiamo gli impegni, lo pretendiamo noi e lo pretendono tutti i risparmiatori, perché se non vengono mantenuti gli impegni il problema avrà delle conseguenze drammatiche. Siamo molto preoccupati, conclude Miatello, per alcune dichiarazioni irresponsabili arrivate da Roma su quei soci risparmiatori che hanno accantonato il frutto del loro lavoro di una vita e sono stati trasformati forzatamente in azionisti. Dire che sono azionisti speculatori è una vergogna e mi auguro che tutti quelli che l'hanno detto lo ritirino. Sono risparmiatori trasformati in finti azionisti. Noi dobbiamo tutelare il risparmio, il governo lo deve tutelare, lo Stato lo deve tutelare, noi cittadini tutti lo dobbiamo pretendere, perché se passa questa cosa e succede qualche disgrazia è finito il futuro per tutti. L'opposizione di centrodestra in piazza a Padova per Bitonci. Il sindaco Giordani vuole raddoppiare lo spazio autorizzato per il China Ingross, il mega centro appunto di vendita di oggetti di cinesi. Però questo progetto lo smentisce l'assessore Antonio Bressa, che dice invece di aver trovato qualcosa di simile nel cassetto opera proprio di Bitonci. Questa attività all'ingrosso è un'attività al minuto e che quindi viene suddiviso in maniera surrettizia lo spazio all'interno, e quindi centinaia di attività al minuto che invece vengono utilizzate come attività all'ingrosso, un'attività completamente illegale. Il nuovo fronte aperto nella vita politica padovana è il futuro del China Ingross di Corso Stati Uniti. Le opposizioni di centrodestra in Consiglio Comunale sono sulle barricate e manifestano proprio davanti all'ingresso della struttura. La nuova Giunta affermano intende raddoppiare il centro ingrosso. Al centro della polemica c'è una richiesta di sanatoria avanzata dalle società proprietarie degli immobili.
Con il raddoppio succede che la struttura acquisirà un indebito, questa è la nostra opinione, vantaggio per anche una vendita che viene dichiarata all'ingrosso ma che più volte è stato verificato essere al dettaglio nei confronti di tutta la categoria. Non a caso sento dire dal presidente dell'Ascom che vorrebbe addirittura la chiusura di questa struttura. Chiamato in causa dall'ex sindaco Massimo Bitonci, l'assessore al commercio e dalle attività produttive del comune di Padova Antonio Bressa racconta una versione dei fatti molto diversa. Noi l'unica cosa che abbiamo fatto in questo momento è stata aprire i cassetti del Comune e trovare delle ipotesi di sanatoria che erano state preparate dall'amministrazione precedente e quindi che non riguardano l'amministrazione Giordani. Prendendo in mano quelle carte stiamo studiando delle soluzioni per ridimensionare la portata del China Ingross, chiedendo il rispetto di alcuni vincoli di carattere urbanistico che potrebbero portare anche alla riduzione degli spazi attualmente utilizzati. La Pedemontana, era una giornata importante quella di oggi, l'incontro tra la Regione e molti sindaci, c'è una notizia buona ma anche una cattiva. Giornata di incontri oggi per la Regione con i sindaci della Marca coinvolti nel tracciato della Pedemontana. Questa mattina a Riese, la parte ovest della Marca, poi nel pomeriggio a Volpago con i primi cittadini da Montebelluna fino a Spresiano, dove la superstrada finirà nell'A27. Con loro anche alcuni rappresentanti di comitati di cittadini che hanno voluto esporre criticità ancora presenti lungo il tracciato, come per Selva, uno dei punti dove la Pedemontana non è in trincea. Allungare la trincea di 150-200 metri in via Fornace, a sud di Selva. Questo è il punto cruciale dove c'è una borgata che secondo noi ha bisogno di questo allungamento della trincea. Questo è solo un esempio dei tanti interventi richiesti lungo tutto il tracciato, solo che la disponibilità economica è notevolmente ridimensionata e di fatto molte opere complementari inizialmente promesse come la tangenziale di Spresiano o la bretella di Povegliano di fatto rimarranno sulla carta. Tra i timori espressi dai cittadini quello più ricorrente è legato alle opere di mitigazione del traffico. Che non vengono fatti, che la trincea non venga allungata, che le mitigazioni non arrivano, come è successo anche nel passante, che sono state fatte dopo anni, con disagi in certe case, persone che non dormono di notte. Su un punto tutti si sono trovati d'accordo, che la Pedemontana comunque va completata. Da questo incontro sortisce il messaggio che si è pronti a ripartire e questo è fondamentale, perché anche dal punto di vista ambientale è impensabile di lasciare cantieri incompiuti in un territorio come il nostro. Sindaci che alla fine incassano anche una sorta di tempistica sul compimento dei cantieri. Si va alla chiusura dell'accordo finanziario e già per settembre dovrebbe esserci chiarezza sulle tempistiche. Questo è quanto ci è stato comunicato e confidiamo che sia così, perché abbiamo assolutamente bisogno di sapere che quest'opera andrà avanti. 88 candeline, non ci stanno tutte sulla torta, ma non sono mai troppe per Giancarlo Gentilini, che oggi compie gli anni. Ecco qua, Andrea, questi qua sono i miei pretoriani, io sono Gentilini Trump. Grazie. 88 anni e non sentirli, sono quelli festeggiati oggi da Giancarlo Gentilini per tutti lo sceriffo di Treviso. Come ogni giorno, sin dal mattino, l'abbraccio della città e non solo, telefonate continue anche quando si ferma davanti al municipio, quel palazzo dove ha lasciato il cuore. 88 e non per tutti, la frase ricorrente da chi è passato per un saluto, e lui racconta così l'elisir di lunga vita. La grande carica sia stata l'insegnamento del Collegio Pio X, la naia dal Pino con il mulo dalla mattina alla sera, 40 anni di avvocato di banca, ma poi 22 anni di sindaco. Ecco, questa è stata il tocco per cui io sono ancora vivo e vegeto, mens sana in corpore sano. E proprio da innamorato di Treviso e dei suoi cittadini, Gentilini ha deciso di non ricevere regali, ma di farne lui uno a tutta la città. Di essere in grado a dare, come sindaco della città di Treviso, uno che possa almeno imitare o avvicinare quell'amore che Gentilini ha dato per la città e per i cittadini. Oltre ad essere un regalo è anche un sottile messaggio alla Lega Trevigiana. La gente vorrebbe Gentilini come era 30 anni fa, 20 anni fa, hai capito? Ma ormai, però posso mettere la mano mia, la mano benedicente su qualcuno, e quello credo che se io do un messaggio ai cittadini trevigiani
votate questo, voteranno perché amano ancora Gentilini. Auguri dunque a Giancarlo Gentilini. Resta il tempo di ricordarvi gli ospiti di questa sera, 20:10, sempre temi d'attualità con l'europarlamentare Remo Sernagiotto e il PD veneziano Andrea Ferrazzi. È tutto per questa edizione del Telegiornale del Veneto, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Buona serata. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. Prosegue sul nostro paese l'infuocata azione dell'anticiclone Lucifero e dunque tanto sole e soprattutto gran caldo. Vediamo il dettaglio. Molto eloquente la nostra grafica che ci mostra tanto sole sul Veneto. Farà come detto un caldo rovente con temperature massime attese tra i 34 e i 40 gradi ma punte ancora insistenti intorno ai 41 gradi. Valori minimi previsti tra 22 e 25 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Cieli sereni e splendida giornata soleggiata ovunque, anche qui. Sempre caldo intenso con temperature massime previste tra i 34 e i 38 gradi, minime sui 24-25 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige, poche novità, sole e bel tempo ovunque, salvo un po' più di nubi sparse sulle Alpi di confine anche con qualche temporale associato. Anche in questo caso farà molto caldo con temperature massime sui 37-39 gradi, minime intorno ai 22 gradi circa. Il mare sarà quasi calmo, localmente calmo nel Golfo di Trieste, i venti moderati da sud-est, localmente deboli e meridionali, sempre sul Golfo di Trieste. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia.